5. Sicurezza urbana con l'obiettivo del varo di un numero unico per la tutela di residenti e turisti. Nuove energie in campo per l'Arma dei Carabinieri. Da lunedì stazioni e tenenze della città metropolitana si sono arricchite di 47 nuove unità. Si tratta di un'assegnazione storica mai vista in passato. Montagna devastata, al gesto commovente di un bimbo di Mira che ha spedito al sindaco di Roccapietore una lettera con un disegno dei boschi donando 5 euro. 3 anni fa l'orrore per la strage a Parigi in cui perse la vita anche Valeria Solesin. Alla famiglia i messaggi di vicinanza delle massime cariche dello Stato. Ladri in casa, attimi di paura per un'anziana di Quarto d'Altino che ai nostri microfoni lancia un appello: ridatevi almeno le fedi del matrimonio. La protesta dei residenti di Baia del Re per la mancanza di interventi nella loro zona, una delle più popolose di Venezia, e accusano dimenticata dal comune. Sono partiti stamattina da Jesolo 500 metri cubi di sabbia diretti verso il Vaticano. Lì prenderà vita la Natività di Sabbia che dopo 16 anni nel comune litorale quest'anno sarà realizzata in piazza San Pietro a Roma. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La sicurezza in primo piano con i 13 nuovi mezzi per i servizi serali e notturni della Polizia Municipale di Venezia. Si potenzia così il sistema di sicurezza urbana con l'obiettivo del varo di un numero unico per la tutela di residenti e turisti. Un sistema di sicurezza urbana per tutti i cittadini, con i soldi dei cittadini, spesi io penso in maniera un po' più concreta, un po' più precisa. L'affidabilità di un sistema di sicurezza diffuso su tutto il territorio passa anche attraverso l'implementazione delle dotazioni di strumenti e mezzi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Così è da oggi per la Polizia Municipale di Venezia, che rafforza il suo parco auto con 13 nuovissimi mezzi per i servizi serali e notturni che stamani hanno fatto bella mostra nella centralissima piazza Ferretto. 300.000 euro l'investimento complessivo che fa il paio con l'assunzione di 40 nuovi agenti di polizia locale. Noi quando siamo arrivati abbiamo trovato 3.200 dipendenti in questo comune di Venezia. Adesso i dipendenti sono 2.700, 500 in meno, ma di questi 2.700, 200 sono ragazzi giovani sotto i 30 anni. Scelti, lo dico ai cittadini ancora una volta, con l'atteggiamento della meritocrazia. Quando mi deridevano perché assumevo il cane, perché abbiamo fatto un'unità cinofila, sono stato preso in giro, perché chi penso da essere, lo sceriffo, eccetera. No, non penso niente, però in 3 anni abbiamo sequestrato con quel cane, con quell'unità cinofila che adesso abbiamo potenziato con altri cani, più di 50 kg di droga. L'obiettivo dichiarato è quello di creare una polizia locale di prossimità in sinergia con le altre forze di polizia. Mettiamoci tutti insieme e diamo realmente una mano segnalando le cose piuttosto che fare fotografie e mettere sui social, che serve a poco. Facciamolo dopo magari, per carità, ma prima chiamiamo la polizia e facciamo intervenire. Ecco, questo è il modo nostro operativo di fare. Si potenzia così il sistema di sicurezza urbana con l'obiettivo del varo di un numero unico tramite app per la tutela di residenti e turisti. Un tassello che si aggiunge a quelli che già sono stati messi negli anni scorsi e che completa un'opera che il Comune di Venezia sta portando avanti in maniera coraggiosa e sempre con più determinazione. E 47 nuovi carabinieri sono in servizio da ieri nel territorio della città metropolitana. Un contingente, un rinforzo molto importante, rilevante, ci consente di coprire i nostri presidi in maniera proprio efficace. Già da ieri sono entrati in servizio queste nuove risorse. Nuova linfa e nuove energie in campo per l'Arma dei Carabinieri. Da lunedì stazioni e tenenze della città metropolitana si sono arricchite di 47 nuove unità. Si tratta di un'assegnazione storica, mai vista in passato, che contribuisce a rafforzare, oltre che i dispositivi di controllo, anche le risposte concrete ai cittadini. Si tratta dei carabinieri che saranno di servizio per strada e saranno a ricevere il pubblico nei presidi che l'Arma rappresenta sul territorio. Gran parte delle risorse sono anche state destinate ad esempio qui a Mestre,
e nel centro storico di Venezia e le isole, parliamo di Mestre, Spinea, Noale, Scorsè, tanto per capirci sono una quindicina di carabinieri, oltre a quelli che sono stati destinati al centro storico di Venezia, comprese anche poi le isole Murano, Burano, Pellestrina. Le nuove risorse rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile. La presentazione dei rinforzi è stata occasione per ricordare come il quadro della situazione nel territorio veneziano sia segnato dal calo dei reati nell'ordine del 10%. E purtroppo i ladri non si fermano, attimi di paura per un'anziana di Quarto d'Altino che ai nostri microfoni lancia un appello ai predoni: se avete un cuore ridatemi almeno le fedi del matrimonio. Sentiamo. L'80enne Maddalena Golfetto è ancora sconvolta e trattiene le lacrime a stento. I malviventi entrati di pomeriggio a casa sua dalla terrazza di una cameretta al primo piano di via Leopardi, a 2 passi dal centro di Quarto d'Altino, le hanno messo sottosopra l'intero appartamento per cercare i pochi averi che la pensionata teneva in casa. Hanno portato via tutto l'oro, indumenti, soldi e più di tutto che mi interessa sono le fedi. Fra i vestiti erano nascoste alcune banconote, ma quello a cui teneva di più la signora Maddalena non sono gli oggetti in oro e di contanti. La donna al nostro microfono confida la sua rabbia. I malviventi, oltre a lavorare indisturbati, una volta entrati nel bagno hanno trovato un portagioie dove erano riposte le 2 vere del matrimonio e con gli occhi lucidi ci confida: le fedi erano state saldate insieme, non posso rimanere senza quel ricordo. Sono andati in bagno, hanno trovato questa scatoletta che c'erano dentro gli orecchini, l'orologio e queste fedi. Le fedi erano particolari, perché? Perché erano affettivi per me. Se i malviventi hanno un cuore dovrebbero capire ed avere la bontà di restituirmi quei pochi grammi d'oro che certamente a loro non cambieranno la vita. Vivo sola e quell'anello è il mio ricordo più caro. E io non è che ho paura, ho rabbia. Dentro di me c'è tanta rabbia, tanta, perché non deve succedere queste cose. Nello stesso giorno a Quarto d'Altino la banda di malviventi ha compiuto un vero e proprio raid entrando in altre 2 case. L'indomani stessa missione e a farne le spese questa volta sono state altre famiglie. Fino alle 6 penso che sono stati qua da me e dopo altre famiglie. Quante? 2. Il giorno dopo anche? E il giorno dopo altre 2. Sono molti i residenti allarmati che chiedono, visto l'intensificarsi dei furti negli appartamenti, un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Ed è finita nei guai una 17enne di origini romene arrestata dai carabinieri di Venezia perché ritenuta responsabile di almeno 3 episodi di furto nei confronti di anziani con la tecnica dell'abbraccio. La giovane pare fosse solita agire in tutto il Veneto. Dopo aver individuato le proprie vittime, solitamente anziani facoltosi, li avvicinava con varie scuse, avance sessuali, informazioni stradali o semplicemente la richiesta dell'orario, li abbracciava e con destrezza riusciva ad appropriarsi dell'orologio o di monili di valore. I fatti contestati sono stati commessi tra maggio 2017 e aprile 2018 a Marcon, ad Abano e a Cologna Veneta nel Veronese. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti volti ad individuare i complici che normalmente accompagnavano la giovane e ne agevolavano la fuga a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata. La 17enne è stata portata nel carcere minorile femminile di Pontremoli. Torniamo ora a parlare della montagna ferita, devastata dal maltempo, perché il protagonista del prossimo servizio è un bambino che ha voluto compiere un gesto che tocca davvero il cuore. Sentiamo. Il più bell'aiuto che ha avuto Rocca Pietro in questi giorni è questa lettera di questo
questo Achille che ormai è diventato un nostro amico. Achille, 9 anni appena, di Mira nel veneziano, ha preso carta e penna, ma non solo, anche matite e colori, e ha scritto al sindaco di Rocca Pietore, comune bellunese ai piedi della Marmolada, tra i più colpiti dal maltempo delle scorse settimane, inviandogli 5 euro. Mi piace molto andare in montagna, scrive Achille, e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi. Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Ci ha commosso un po' tutti e abbiamo tenuto la lettera proprio come un oracolo, perché è un bambino dolcissimo che probabilmente ha dato, non dico tutto quello che ha, ma buona parte di quello che aveva nel salvadanaio. Il piccolo Achille racconta al sindaco di amare così tanto la montagna da voler entrare da grande nel corpo forestale. Adesso cercheremo di contattarlo e lo ringrazieremo nel migliore dei modi. Intanto la faccio girare perché è proprio simbolica della situazione e anche della grande umanità di questo nostro amico piccolo. Un turista americano, 32 anni, è stato denunciato dalla polizia perché era armato di un coltello nei pressi del ponte di Rialto a Venezia. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di una guardia giurata che aveva chiamato il 113 dicendo che stava inseguendo per le calli un uomo armato di coltello. La guardia giurata a sua volta era stata avvisata da una coppia. Il turista è stato rintracciato e fermato, ma non aveva più con sé l'arma che aveva perso durante la fuga. Il coltello è stato poi recuperato dal vigilante e si è consegnato alla polizia, che ha portato in questura l'americano, che è stato quindi identificato e denunciato. 3 anni fa a Parigi l'orrore del Bataclan, la strage dell'ISIS in cui perse la vita anche Valeria Solesin. Alla famiglia, ancora chiusa nel silenzio, l'abbraccio e i messaggi di vicinanza espressi dalle più alte cariche dello Stato. E da Palazzo Balbi il presidente della regione scrive: mai più. Tra le molte vittime degli attentati che il 13 novembre di 3 anni fa sconvolsero la città di Parigi anche il nome di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneziana, brillante e laureata della Facoltà di Sociologia di Trento, ricercatrice di talento, cittadina europea, impegnata nell'azione a favore dei meno fortunati. Tra gli interessi di Valeria i modelli di organizzazione del lavoro e della società, ambiti in cui sono possibili forme di integrazione e di inclusione sociale. A Venezia il suo ricordo è stato racchiuso nel valore simbolico del ponte a lei intitolato nel maggio dello scorso anno, che accorcia la distanza fra il campus universitario di Ca' Foscari e la stazione ferroviaria. Lei era una persona normale che riusciva a coniugare il lavoro, lo studio con tutte le altre gioie della nostra vita, come lo sport, gli amici, il fidanzato, le attività sociali, il volontariato. E questo secondo me era proprio la sua più grande peculiarità. Era riuscita a conquistarsi una vita molto normale, molto felice, pur portando avanti un impegno di lavoro e di ricerca molto importante. Così lo scorso anno, in occasione dell'inaugurazione del ponte a Venezia, Luciana Milani Solesin chiese di ricordare sua figlia, vivace, attiva, compagnona, amante dello sport. Una ragazza che conduceva una vita normale come i coetanei che con lei quella sera si trovarono al Bataclan per assistere al concerto degli Eagles of Death Metal e lì vennero massacrati. Per i suoi funerali si fermò Venezia e la nazione intera. Oggi il ricordo della giovane è stato al centro di numerose iniziative, ma anche di semplici messaggi di vicinanza alla famiglia. Sui suoi profili social il presidente della regione, Luca Zaia, ha commemorato Valeria Solesin e con lei tutti coloro che hanno pagato un tributo di sangue e di dolore al terrore islamico. La protesta ora dei residenti di Baia del Re per la mancanza di interventi nella zona, una delle più popolose di Venezia, ma anche quella, dicono appunto i cittadini, dimenticata dal comune. Sentiamo. Mi abito sopra qua i balconi, vabbè, parlo veneziano perché mi mega sconto e mi mega messo dentro in prigione, perché mi mega sconto l'aria, la visibilità e tutto quanto, e con i rami che mi vengono fin dentro casa perché è pieno di mussati e pieno di tutto.
Anni di mancate potature hanno portato i rami degli alberi a lambire le finestre dei residenti in Sacca San Girolamo, popolata zona di Venezia meglio conosciuta come Baia del Re. È solo uno dei molti problemi di un'area della città storica semidimenticata dall'amministrazione, forse perché lontana dagli itinerari più battuti dai turisti. Tuttavia non è stata risparmiata dagli effetti più deleteri dell'invasione, come dimostrano le ampie crepe sulla riva affacciata sulla laguna nord, dovute, raccontano i residenti, all'impatto con gli scafi dei lancioni Gran Turismo. Si attraccano direttamente sulla riva e di conseguenza col motondoso che c'è qui battono sulla riva con i bottazzi, i cappelletti in ferro, in metallo e procurano questi danni sui marmi. A risolvere il problema basterebbe qualche bricola. Lo stesso intervento richiesto dagli abitanti per il tratto terminale di Fondamenta di Canareggio. Qui si trovano spesso ad attraccare le ambulanze, raccontano, data l'età media molto alta della popolazione e la vicinanza delle penitenti, un centro residenziale per anziani non autosufficienti. Quando c'è un minimo di acqua alta, ma minimo 100 centimetri, non di più, non ha la possibilità di scaricare. Attualmente, ancora tuttora, questa riva è segnalata sul sistema territoriale, il sito del comune, con tutti quanti i posti segnalati, come riva pubblica di scarico. Non si capisce perché da 2 anni a questa parte, da quando le 3 redini, i vermi sono mangiati 2 pali, questi pali non vengono sostituiti. Ancor più grave in caso di acqua alta è il problema dei collegamenti, vista l'impossibilità di passare col vaporetto sotto il ponte dei 3 archi. Quando c'è l'acqua alta, i vaporetti 41 e 51 fanno il terminal e lasciano tutta la gente ferma per un paio d'ore e non possono andare da nessuna parte. I residenti chiedono che vengano posizionate delle passerelle per attraversare la fondamenta e raggiungere il sottoportico distante appena qualche metro, evitando così di rimanere imprigionati per ore sull'imbarcadero. Si tratta di interventi dal costo irrisorio che però migliorerebbero di molto la qualità della vita dei cittadini, nota la capogruppo PD in Consiglio Comunale Monica Sambo. A volte sarebbe sufficiente un po' di attenzione in più. Siamo venuti a visitare il territorio, abbiamo depositato 4 tra interrogazioni e interpellanze che speriamo avranno presto una risposta. Crediamo che la politica debba fare questo, cioè venire a parlare con i cittadini, capire le problematiche del territorio e proporre anche delle soluzioni. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Anche i giornalisti veneti oggi sono scesi in piazza contro gli insulti alla categoria pronunciati da esponenti di spicco del Movimento 5 Stelle, a partire dal vice premier Luigi Di Maio. Un presidio davanti alla sede del Tribunale di Venezia in Piazzale Roma è stato organizzato in mattinata dall'Ordine dei giornalisti del Veneto e dalla Federazione Nazionale della Stampa per protestare contro le parole del vice premier Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi aveva definito i giornalisti infami sciacalli in relazione a vicende romane. Non siamo sotto attacco noi come singoli giornalisti, ma la libertà, l'autonomia, l'indipendenza dei giornalisti. Attaccare con offese così gratuite tutta la categoria e il mondo dell'informazione è una cosa preoccupante. Si inizia così e non si sa mai dove si va a finire. Ecco perché siamo qua in piazza oggi, per difendere il diritto dei cittadini ad essere informati e non soltanto a ricevere le informazioni che certa politica e i poteri vogliono che ricevano. Il flash mob, andato in scena in contemporanea in tutti i capoluoghi di regione italiani, sarà solo la prima di una serie di iniziative, promettono ordine e sindacato. A sostenere la protesta anche diversi esponenti della politica veneta. Vorremmo ricordare anche il ministro Di Maio, che è il ministro del lavoro, e noi siamo comunque lavoratori al pari degli altri e vogliamo lo stesso trattamento, lo stesso rispetto, tanto più che siamo un settore in profonda crisi e con molto precariato. Avremmo piacere che invece di insulti di ricevere degli aiuti per quanto riguarda anche il problema dei compensi dei collaboratori che sono sfruttati. Sono partiti questa mattina da Jesolo 500 metri cubi di sabbia diretti verso il Vaticano. Lì prenderà vita la natività di sabbia che dopo 16 anni nel comune del litorale veneziano quest'anno sarà realizzata a Roma in piazza San Pietro. L'esposizione del tradizionale presepe di sabbia di Jesolo in piazza San Pietro metterà la città all'onore del mondo. Ne è convinto il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che esprime pubblicamente tutta la sua gioia per questa occasione. L'edizione 2018 della particolare natività, che dal 2002 vede i migliori scultori del mondo modellare la sabbia per celebrare la magia del Natale, sarà infatti trasportata in Vaticano.
Il presepio è un segno cristiano semplice, però è importante soprattutto se vengono valorizzate anche delle tecniche artistiche. Il luogo, lo spazio poi lo pone al centro della cattolicità, della cristianità del mondo intero. Siamo grati quindi agli artisti, all'amministrazione comunale e soprattutto alle parrocchie di Jesolo, conclude il Patriarca, perché hanno saputo dare qualcosa di originale al Natale cristiano, che deve essere soprattutto carità, ma anche bellezza e fantasia. È qualcosa di evanescente, la sabbia, ed è portentoso per chi non conosce questa tecnica immaginare che per alcune settimane il mistero eterno vivrà effigiato in grani di sabbia. Dopo il TG di Treviso torna come sempre 20:10, questa sera ospite di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ed è tutto per questa edizione dei nostri TG. Grazie per l'attenzione, uno sguardo alle previsioni del tempo in chiusura. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto locali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Maggiori schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 18 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove sarà soleggiato ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 10 e 11 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento sulle aree meridionali. Temperature minime tra 4 e 7 gradi. Massime oscillanti invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.